Piave, Bacchiglione, Canalbianco, poi inizia da questi 4 fiumi in Veneto il monitoraggio della presenza del plastica in acqua. La prima fase del progetto River High, Occhio ai fiumi, della Regione Veneto in collaborazione con l'associazione no profit Plastic Free per liberare dalla plastica l'acqua di fiumi e mari. L'80% della plastica che si trova in mare è portata dai fiumi, 13 milioni di tonnellate all'anno nel mondo si scaricano negli oceani. L'Europa contribuisce con 500.000 tonnellate. È doveroso fare qualcosa. Mancano tuttora dei dati e quindi il primo step è quello del monitoraggio. Dopodiché, una volta realizzato il monitoraggio e avendo dei dati che ci consentono di capire dove concentrare l'attenzione in maniera prioritaria, si interviene con delle vere e proprie barriere fisiche che stiamo ancora studiando perché devono evitare problematiche relative alla navigazione, alle portate dei fiumi e al transito libero del flusso delle acque anche in situazioni emergenziali, quindi il tema non è così semplice, ma abbiamo già alcune idee. Abbiamo trovato in Plastic Free un interlocutore che ci ha proposto delle idee tecniche sulla nostra richiesta di intervenire, e quindi la fase 2 sarà quella di installare prima di tutto in maniera sperimentale nei punti quelli maggiormente monitorati e che hanno dato come esito la presenza di rifiuti in maniera importante, dei sistemi di trattenuta di questo tipo di rifiuti con accompagnamento del rifiuto verso riva e poi dalla riva portati in dei cassoni che poi dopo verranno portati a smaltimento o a recupero laddove si possa recuperare, e in caso di materie plastiche gran parte viene recuperata. Quindi è un processo che è complesso, ma dove siamo partiti per primi e ovviamente noi speriamo di arrivare anche per primi alla fine, però il fatto che ci siamo posti come intervento prioritario quello della rimozione dei rifiuti plastici credo che sia importante, perché poi dopo le microplastiche ce le ritroviamo nel pesce che mangiamo e quindi direi che la conseguenza è assolutamente rilevante. La rimozione avviene con piattaforme tecnologiche che sfruttano l'intelligenza artificiale e garantiscono la navigazione e il deflusso delle acque anche in caso di emergenza.